temperature e problemi a riscaldamento una decina. Le scuole superiori della Marca rimaste al freddo al rientro dalle vacanze di Natale. Da Treviso a Oderzo molti studenti sono tornati a casa, altri si sono arrangiati con piumini e stufette. A Treviso si è rivista la neve spolverata in mattinata tra il capoluogo e la cintura urbana. Non nevicava da dicembre del 2020. Diede fuoco alla propria casa di Castagnole facendo morire la moglie ed un'amica che viveva con loro da ieri. Sergio Miglioranza è in carcere dove a 75 anni sconterà l'ergastolo. Dopo i disordini, dopo la partita Treviso-Mestre, è disposto dalla prefettura il divieto di vendita ai tifosi veneziani dei biglietti per il derby del Mestre con il Conegliano il 18 gennaio. Il presidente del Veneto Stefani presenta Generazione Casa, il piano regionale per il recupero di quasi 9.000 alloggi popolari sfitti. Parcheggi a Treviso dopo il caos dei primi giorni dell'anno. Per agevolare il rilascio ed il rinnovo degli abbonamenti prevista ogni sabato di gennaio un'apertura straordinaria dell'Infopoint di via Carlo Alberto. Domani dalle 21 in diretta su Antenna 3 da San Vendemiano il concerto gospel, iniziativa benefica a favore dell'associazione Costruisci un sorriso impegnata in Africa subsahariana. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Brusco calo delle temperature e problemi al riscaldamento. Sono una decina gli istituti scolastici superiori della provincia di Treviso rimasti al freddo dal rientro delle vacanze di Natale. Da Treviso a Oderzo numerosi studenti sono tornati a casa, altri si sono arrangiati con piumini e stufette. Questa è un'aula dove la temperatura è di 13 gradi. E gli studenti sono andati tutti a casa. Giustamente, hanno tutto il diritto di protestare, insomma 5-6 ore dentro qui seduti fermi, non è un buon modo di fare scuola. Aule gelide da 3 giorni e studenti che dopo aver manifestato davanti ai cancelli sono tornati a casa. Al Sansovino Obici di Oderzo oltre il 50% degli alunni non ha fatto lezione per le temperature troppo basse in diverse classi dell'istituto. È questa una delle scuole superiori della Marca dove si sono verificati problemi all'impianto di riscaldamento tali da impedire il regolare svolgimento delle lezioni. Oltre che all'istituto di Oderzo, le situazioni di maggiori criticità si sono verificate a Treviso nella succursale del Riccati Luzzati di via San Pelaio. Anche qui stamattina molti studenti sono tornati a casa. E poi lezioni con giubbotti e piumini addosso o stufette elettriche accese al Duca degli Abruzzi, al Liceo da Vinci, al Canova, al Mazzotti e ancora al Veronese di Montebelluna, al Da Collo e Marconi di Conegliano, all'Istituto Verdi di Valdobbiadene. Una decina i plessi scolastici in difficoltà a causa del freddo nelle classi, determinato da problemi agli impianti di riscaldamento rimasti spenti per le vacanze di Natale e dal brusco abbassamento delle temperature degli ultimi giorni. Sosteniamo che faccia veramente molto freddo nelle aule e non sia possibile seguire le lezioni in questa maniera, in quanto il freddo si percepisce anche tanto. Speriamo che la provincia possa fare qualcosa, anche perché il nostro preside sta facendo di tutto e chiediamo solamente di essere ascoltati e aiutati. In attesa del ripristino dei riscaldamenti assicurati dalla provincia per lunedì, alcune scuole per la giornata di domani garantiranno le lezioni spostando gli alunni. È il caso del Riccati Luzzati che, vista la settimana corta di alcune classi della sede centrale, trasferirà solo per la giornata di sabato gli studenti della succursale di San Pelaio nella scuola di Piazza Vittoria. Ed intanto la provincia è al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento. Entro lunedì previsto il ritorno alla normalità. Minime di qualche giorno di diversi gradi sotto lo zero, edifici freddi dopo le 2 settimane di vacanze natalizie, cui si sono aggiunti guasti e problemi agli impianti di riscaldamento più vecchi. Una serie di concause che hanno fatto sì che in diverse scuole della Marca il rientro in classe il 7 gennaio sia stato in aule gelide, tali da impedire in alcuni casi il regolare svolgimento delle lezioni. La provincia di Treviso, ente competente per le scuole superiori della Marca, sta intervenendo per risolvere le criticità. La provincia gestisce oltre 110 edifici scolastici per 40.000 studenti e quindi già questi numeri ci danno la complessità della situazione. Si sono verificate una serie di fattori concomitanti legati al periodo di chiusura prolungata per le vacanze natalizie e l'abbassamento repentino delle temperature, che ha causato una serie di problemi in alcuni edifici.
Allora, la provincia ha affidato da tempo, da anni, il servizio complessivo di gestione degli impianti a Unedit. Abbiamo attivato tutte le procedure amministrative possibili e le contestazioni, però quello che a noi interessa è che venga ripristinato il servizio al più presto e contiamo lunedì di riportare la situazione alla normalità. E si sta valutando in alcuni casi di procedere con dei bypass provvisori piuttosto che con dei sistemi integrativi di riscaldamento temporanei. I tecnici stanno lavorando per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento. Nel frattempo la provincia sta anche valutando le contestazioni del caso al servizio di manutenzione incaricato secondo quanto stabilito dal contratto. A posteriori agiremo laddove servirà con le contestazioni rispetto a coloro che stanno gestendo il servizio del calore, ma l'attenzione è concentrata nel dare la possibilità ai ragazzi di tornare al più presto presso le loro scuole in condizioni di normalità. Mi scuso per i disagi causati da questa situazione, ringrazio gli studenti, i docenti e tutti coloro che stanno collaborando a gestire questa emergenza che, ribadisco, spero possa essere messa a regime e conclusa entro lunedì. Era attesa ed è arrivata, anche se per pochissimo tempo. Fiocchi di neve in pianura nella Marca da Treviso a Mogliano, favorita dalla temperatura intorno allo zero. La neve ha iniziato a cadere verso le 9 del mattino. Era dal 26 dicembre del 2020 che non si vedeva la neve in città. Nessun disagio a persone o cose. Verso le 10 neve e nevischio sono scomparsi e in alcune località della provincia hanno lasciato lo spazio alla pioggia. Intanto tra domani e domenica non sono previste altre precipitazioni, cielo poco nuvoloso in attesa delle piogge che dovrebbero invece arrivare la prossima settimana. Sentiamo il generale Giancarlo Iannicelli. Prossimi giorni, prossimo fine settimana usufruiremo ancora di un residuo di alta pressione che ha origine sull'Atlantico e che ci proteggerà in qualche modo, ma ecco, tocca solo noi perché già scendendo sull'Adriatico la situazione continua ad essere abbastanza con tempo perturbato. Grazie per effetto e a causa delle correnti umide. Quindi prevediamo su tutte le nostre zone, sul Trevigiano, per sabato e per domenica cielo in prevalenza poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso per una velatura che durante la giornata e soprattutto nelle prime ore si potrà formare, ma non ci saranno fenomeni. E questa situazione continuerà anche nei primi giorni della prossima settimana, quindi lunedì e martedì. Da mercoledì invece prevarranno anche su di noi correnti umide e questo farà sì che la copertura aumenterà del cielo. Cominceranno delle piogge prima intermittenti e poi sempre più insistenti, dovrebbero essere più intense a fine della prossima settimana, ma questo lo confermeremo. Intanto per le prossime 48 ore i venti saranno deboli con qualche rinforzo di direzione variabile con tendenza a provenire da nord, le temperature minime ancora in pianura sotto lo 0, 1, 2, 3 gradi sulla zona pedemontana e le massime intorno ai 6-7 gradi. Da martedì, soprattutto da mercoledì, poi con le correnti umide aumenteranno le minime che saranno sopra lo 0 e si manterranno sopra lo 0 per il resto della prossima settimana e anche le massime intorno a 10-11 gradi. L'Alto Adriatico in questo momento è mosso e temporaneamente potrebbe essere anche molto mosso. È tutto. Cronaca giudiziaria, ora rischia l'ergastolo Barbara Mazzariola, la 56enne che la sera del 16 marzo dell'anno scorso accoltellò il 67enne Mauro Pereni, morto il giorno dopo per una grave emorragia nella casa di via Fratelli Bandiera, Frescada di Preganziole. Lo hanno stabilito i pubblici ministeri Davide Romanelli ed Anna Ortica che hanno chiuso le indagini in questi giorni. La donna, alla fine di una violenta discussione, avrebbe afferrato la lama di un coltello da cucina colpendo la vittima morta per lo shock emorragico. Alla donna viene contestata l'aggravante della convivenza che in caso di condanna potrebbe costarle il carcere a vita. Nel giugno del 2020 a Castagnole di Paese, dopo aver sbarrato le porte, diede fuoco alla propria casa facendo morire la moglie ed un'amica che viveva con loro. Ieri Sergio Miglioranza è stato rinchiuso in carcere a Treviso dove sconterà l'ergastolo.
certamente se lo aspettava perché, ripeto, dal 5 di dicembre, dal momento del rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso, era informato, è stato informato ovviamente da me e dalla collega del fatto che sarebbe stato da lì a poco tradotto in carcere. Sergio Miglioranza è in carcere dove sconterà l'ergastolo. Un mese dopo il pronunciamento della Cassazione che ha reso definitiva la condanna, il 75enne di Paese che bruciò vive la moglie ed un'amica ora resterà dietro le sbarre. Il 10 giugno del 2020 Miglioranza diede fuoco alla propria casa. Nel rogo morirono la moglie Franca Fava e l'amica Fiorella Sandre che viveva con loro. Non erano riusciti a scappare trovando la porta sbarrata con assi di legno che l'uomo avrebbe posizionato per impedire loro di mettersi in salvo. Economico il movente del duplice omicidio. Miglioranza voleva incassare il premio dell'assicurazione sulla casa per ripianare la perdita di quasi 200.000 euro che lui e la moglie avevano avuto come risarcimento per la morte del figlio, denaro che l'uomo aveva prestato ad un rom e che non gli era più stato restituito. La Cassazione ha messo la parola fine sulla vicenda giudiziaria sulla quale, dice l'avvocato difensore di Miglioranza, restano dei punti oscuri. E cioè la capacità di innesco di circa 20 aree, 20 punti da parte del Miglioranza in un territorio molto molto ampio, in una condizione difficilissima, situazione che avrebbe certamente compromesso le sue condizioni fisiche, che invece al momento dell'intervento da parte degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco erano assolutamente normali e quindi poco compatibili con quello che sarebbe stato o avrebbe dovuto essere o deve essere il percorso che ha compiuto per effettuare tutti quegli inneschi. Minori le vittime, ma anche gli aggressori continuano. A Montebelluna le rapine tra giovanissimi. È un problema specialmente per noi ragazze che non ci sentiamo al sicuro ad uscire da sole non accompagnate. C'è chi ha solo 16 anni e oggi per andare in centro ha già imparato ad avere paura. Lo dice una ragazza davanti alla telecamera. Non ci sentiamo sicure a girare da sole. Una frase semplice ma che fotografa il clima che si respira a Montebelluna dopo l'ennesimo episodio di microcriminalità giovanile. L'ultimo colpo di una baby gang è avvenuto in pieno centro, nella galleria di fronte a Piazza Monnet, proprio di fianco al comune. 2 ragazzine di 14 anni vengono avvicinate da 3 coetanei, un ragazzo e 2 ragazze. La scusa è sempre la stessa, qualche spicciolo chiesto con insistenza. Alla risposta negativa la pressione aumenta, tirate fuori il portafoglio. Intimidite, le 2 adolescenti obbediscono. In pochi istanti spariscono 150 euro, poi la fuga, la paura, le lacrime. Un episodio che non è isolato. Durante le vacanze natalizie il gruppo avrebbe messo a segno una serie di colpi. Ragazzini fermati in Piazza Negrelli, costretti a svuotare i portafogli e persino a togliere le cover dei cellulari per verificare se nascondessero banconote. In Piazza D'Annunzio un inseguimento, poi un'aggressione fermata solo dall'intervento di un giostraio. E ora anche le ragazze finiscono nel mirino. Famiglie sotto shock e una denuncia che diventa un appello: segnalare, denunciare, non tacere, perché solo così, dicono, si può provare a fermare questa escalation. Per l'opposizione la risposta deve essere immediata, più controlli e prevenzione sul territorio. Siamo preoccupati per l'ennesimo caso di cronaca, non ci capacitiamo del fatto che queste persone continuino a minacciare chi attraversa il centro e i commercianti. Probabilmente a Montebelluna bisogna rafforzare il corpo della polizia locale, perché in questi anni è stato ridotto e bisogna investire di più in prevenzione. Il sindaco guarda invece al nodo educativo e alla responsabilità delle famiglie con il coinvolgimento di servizi sociali e tribunale dei minori. Credo sia necessario a livello nazionale abbassare la soglia di punibilità, nel senso che il minore sotto i 14 anni, quando compie determinati reati, deve essere punito. Ricordo poi che quando il minore compie determinati reati si rischia anche la revoca della potestà genitoriale. Sul tema della violenza giovanile interviene anche il governo. Dalla Premier Meloni l'annuncio di misure più rigide, a partire dal divieto di vendita di coltelli ai minori e sanzioni per i genitori. Nella stragrande maggioranza dei casi gli atti di violenza sono commessi più con armi da taglio che con armi da fuoco. Ecco, penso che vada vietato il porto, con una aggravante
nel caso di persone travisate o nel caso di gruppi di persone che si riuniscono in luoghi sensibili. Va vietata la vendita anche online ai minori di armi da taglio e simili e servono sanzioni nei confronti dei genitori che sono responsabili di questi minori. Dopo i disordini avvenuti durante la partita Treviso-Mestre del 20 dicembre scorso, il prefetto di Treviso ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Venezia per l'incontro di Serie D Conegliano-Mestre in programma domenica 18 gennaio allo stadio di Conegliano. Intanto fa discutere anche il divieto di trasferta per il Treviso a Vigasio, provvedimento che ha suscitato le critiche del capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Veneto, Claudio Borgia, che parla di eccessiva prudenza. Secondo Borgia, il divieto penalizza tifosi e società senza reali criticità di sicurezza proprio in un momento sportivo decisivo per il Treviso, impegnato nella rincorsa al ritorno nel professionismo. Ancora cronaca, autista preso a pugni sulla linea 134 Conegliano, Pieve di Soligo, probabile mascella fratturata. L'aggressore è un 23enne già noto alle forze dell'ordine, pretendeva di non pagare il biglietto. Un pugno alla nuca, poi un altro in faccia, perché voleva viaggiare gratis sul bus. Il 2026 si apre ancora con un episodio di violenza ai danni degli autisti, ancora una volta presi di mira sulla linea 134 che collega Conegliano a Pieve di Soligo. Ad inizio settimana, intorno alle 10:30 del mattino, in via del Ruio, un 23enne italiano residente a Pieve di Soligo e già noto alle forze dell'ordine ha provato a salire in corriera senza biglietto. L'autista lo ha fermato dicendogli di farlo o in stazione oppure a bordo a prezzo maggiorato. Ma il giovane non ha sentito ragioni e ha sferato prima un pugno alla nuca e poi un secondo al volto, procurando all'autista una sospetta frattura della mascella. L'episodio è successo a Conegliano, ovviamente, di una persona che ovviamente non voleva pagare il biglietto. Non è un nostro autista, un autista di una ditta che diamo in subaffidamento delle linee, per esempio la 134 ora in subaffidamento, e questa persona ha ritenuto di usare la forza piuttosto che l'intelligenza e quindi purtroppo ha aggredito l'autista. Le forze dell'ordine sono a conoscenza, sono intervenute in maniera veloce e quindi sono riuscite anche a mettere la persona nei giusti posti. Sul posto è intervenuta la polizia che ha denunciato l'aggressore per lesioni, resistenza pubblica ufficiale e rifiuto di esibire i documenti di identità. Il conducente è stato invece portato in pronto soccorso all'ospedale di Conegliano, da dove è stato dimesso con una prognosi di alcuni giorni e dove ha ricevuto la vicinanza dei colleghi e del sindacato. Noi trasportiamo 28 milioni di persone all'anno e ovviamente la maggior parte sono persone a posto che pagano l'abbonamento o il biglietto, ma ci sono qualcuno anche che pensa di fare le leggi per conto proprio e quindi questo non va bene. I numeri degli episodi di violenza del 2025 sono la rendicontazione finale. La situazione, dice il Presidente, è da tenere in grande attenzione, cosa che viene fatta anche grazie allo stretto rapporto con il Comando Provinciale dei Carabinieri. Ma quest'anno verranno introdotte anche le bodycam e bus di ultima generazione. Dovremmo introdurle soprattutto nei verificatori, li abbiamo già in casa, quindi sarà un problema solo di qualche giorno. Per quanto riguarda il discorso della sicurezza, aver comprato nel 2025 130 autobus e 86 sono prossimi nel 2026, vuol dire che tutti questi autobus sono dotati di tutti i sistemi di sicurezza. Ovviamente il principale il panic button che permette di attivare in tempo reale tutte le telecamere, quindi in contatto diretto con le forze dell'ordine, quindi tutti i dispositivi che poi possono essere di garanzia per la guida dell'autista. Dopo il furto a casa di Roberta Dalla Libera a Spresiano, episodio che vi abbiamo raccontato nel nostro TG, è stata aperta una raccolta fondi per aiutare le donne di casa a mettere in sicurezza l'abitazione, soprattutto per proteggere zia Alessandra, una persona con delle fragilità rimasta particolarmente traumatizzata dall'episodio. La raccolta fondi sul portale GoFundMe servirà a comprare 2 porte blindate esterne
e a riparare le porte interne danneggiate. Una spesa al momento lontana dalle possibilità della famiglia, che quindi si è trovata costretta a chiedere aiuto alla comunità. Certi che sia più forte della violenza che ci ha colpiti, scrive Ottavia, la figlia della signora Roberta. E nella notte tra il 6 e il 7 gennaio c'è stato anche un altro locale pubblico che è stato colpito dai ladri, l'ennesimo, il bar Teatro Dolfin. Vediamo. Ancora un furto in pieno centro nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. È il bar Teatro Dolfin ad essere preso di mira dai malviventi e a scoprire il danno Roberta Bressan, contitolare del bar, insieme alla sorella Isabella. Ha trovato lei la sorpresa, ha trovato la porta scassata per entrare e purtroppo tutto quello che hanno trovato hanno preso. Non c'era un fondo cassa così importante, però sono riusciti a portare via il monopattino di mia sorella, o perlomeno nostro, e quello che mi secca di più, tra l'altro, anche tutte le offerte dell'Advar e le lotterie che avevamo fatto per l'Advar e altre associazioni benefiche, per un totale di 300 euro. Una prima volta per questo esercizio commerciale che lascia l'amaro in bocca. Il negozio mio era la prima volta, che però, considerando il periodo che stanno facendo, tutto il giro dei negozi, sinceramente stavamo aspettando anche noi il nostro turno, non siamo rimaste così sorprese, ecco, diciamo questo. C'è un'aria di sconfitta e rassegnazione, oltre che di impotenza, su quel che sta accadendo. Sì, perché vedo che in questo momento è preso d'assalto abitazioni, noi commercianti siamo molto, molto presi di mira. E non lo so il perché controlli, non controlli, questo non riesco a capire, però adesso vediamo i carabinieri cosa ci rispondono. Mi dicono che ci sono le telecamere dell'ufficio postale, ma bisogna capire se inquadrano fino a qui. Telecamere che invece il locale non ha e che non metterà, sempre per quel senso di rassegnazione. Alla fine sì, metti le telecamere, vabbè, io dico sempre, metti che li prendono, alla fine purtroppo la legge non tutela noi, pensi loro. È stato un Natale sottotono, conferma ancora la titolare, forse per quella paura che pervade un po' di più le persone. Secondo me la gente ha un po' paura ad uscire, ha paura uscire di casa per non trovare le sorprese a casa e ha paura probabilmente anche a muoversi. E non lo so, la città la vedo un po' spenta ultimamente, sinceramente. Si svolgeranno lunedì 12 gennaio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Lazzaro i funerali di Don Giovanni Salvalaggio, presieduti dal vescovo Monsignor Michele Tomasi. Al termine della celebrazione la salma del sacerdote sarà tumulata nel cimitero di San Lazzaro. Don Giovanni si era spento ieri pomeriggio all'età di 87 anni all'ospedale Cafoncello, dove era ricoverato. È stato per molti anni punto di riferimento della comunità che ha guidato come parroco dopo l'esperienza pastorale a Maerne. La sua morte lascia un vuoto profondo tra i fedeli e in tutta la diocesi, che ne ricordano la discrezione, la dedizione al servizio e l'attenzione costante alle persone più fragili. Il presidente del Veneto, Stefani, presenta Generazione Casa, il piano regionale per il recupero di quasi 9.000 alloggi popolari sfitti. Oggi oltre 8.800 immobili sono sfitti perché necessitano di manutenzione, di riqualificazione e di rigenerazione. Per affrontare questa sfida anche questa iniziativa può aiutare a rendere il patrimonio immobiliare sostenibile e soprattutto ad aprire questa forma di social housing che può portare dei grandi benefici al nostro territorio. Dare un'abitazione a chi lavora ma non può permettersi affitti sul mercato privato e non rientra nelle graduatorie dell'edilizia pubblica. Con questo obiettivo e con quello parallelo di recuperare le risorse per mettere mano agli alloggi popolari sfitti, il presidente del Veneto Alberto Stefani ha presentato Generazione Casa, il piano regionale che si prefigge di trasformare l'emergenza abitativa in un'opportunità di sviluppo. 50 milioni di euro già destinati in una prima fase dalla Giunta al tema casa. Generazione Casa è un'iniziativa di modifica della legge 39 sulla residenzialità
pubblica, sull'edilizia pubblica del nostro territorio, che vuole permettere di sbloccare il social housing e quindi garantire a determinate categorie di persone che oggi non possono accedere a un immobile pubblico la possibilità di poterne fare parte e soprattutto di rendere tutto questo sostenibile. Parliamo di giovani, parliamo magari anche di soggetti più adulti ma che si prendono cura di un familiare, oppure possiamo pensare a determinate categorie di lavoratori. Non solo una scelta di equità, dice Stefani, ma anche una leva di sostenibilità per le ATER che contribuirà al processo di manutenzione del patrimonio abitativo e di recupero di quello esistente e abbandonato, così da invertire un trend doppiamente negativo, quello che vede l'aumento degli alloggi vuoti da una parte e della dipendenza da contributi regionali e statali di molti soggetti dall'altra. Per istituire il piano, ha già annunciato il presidente della regione, occorrerà svincolare una parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a oggi inutilizzati per dedicarla a specifiche categorie di veneti, attivando, ribadisce, una nuova forma di social housing. Parcheggi a Treviso. Dopo il caos dei primi giorni dell'anno, per agevolare il rilascio ed il rinnovo degli abbonamenti è stata prevista un'apertura straordinaria dell'Infopoint Sosta di via Carlo Alberto. La società SIS, gestore del servizio, garantirà l'apertura straordinaria per tutti i sabati del mese di gennaio dalle 8 alle 12. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. È il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, il candidato dei civici e del centro-sinistra per le prossime elezioni provinciali di Treviso, in programma il 1° febbraio dopo l'elezione in regione dell'attuale presidente Stefano Marcon. Per il centrodestra il candidato è il sindaco di Roncade, Marco Donadel. Durighetto dovrà raccogliere entro l'11 gennaio le 200 firme necessarie per la presentazione della candidatura. Domani alle 20:45 nella palestra polivalente di San Vendemiano andrà in scena il River Gospel Mass Choir che Antena 3 trasmetterà in diretta dalle 21, iniziativa benefica a favore dell'Associazione del Territorio Costruisci un Sorriso, che si occupa di progetti benefici nell'Africa subsahariana. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. È ricoverata all'ospedale San Martino di Belluno e fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. La vittima di violenza domestica, ferita con un coltello da cucina impugnato dall'ex marito, che si è costituito ed è stato arrestato. Il grave episodio è accaduto a Cortina. L'uomo è accusato di tentato femminicidio. Anna Rita De Zordo sta bene dal punto di vista medico. Le ferite d'arma da taglio al collo e al dorso guariranno in qualche decina di giorni. Clinicamente la ripresa è attesa. Emotivamente il percorso sarà tutto da affrontare. De Zordo, 51 anni, è la prima vittima nota di violenza domestica da inizio anno in provincia di Belluno. La donna è stata ferita dal coltello impugnato dall'ex marito Andrea Curtolo, 52 anni, e il gravissimo episodio è accaduto nell'appartamento in cui la 51enne vive nella zona di Cademaia, Cortina d'Ampezzo. La violenta aggressione ha rischiato di finire in tragedia. Andrea Curtolo ha colpito l'ex moglie con diversi fendenti che fortunatamente non hanno raggiunto organi vitali. L'allarme è scattato immediatamente. Sanitari del SUEM e carabinieri si sono precipitati per soccorrere la donna, che una volta stabilizzata è stata trasferita in elicottero nel reparto di chirurgia del San Martino di Belluno. Dopo l'aggressione, Andrea Curtolo si è presentato spontaneamente in caserma e nelle scorse ore, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per tentato femminicidio, fattispecie di reato prevista dalle nuove norme sul femminicidio introdotte nel codice penale. Per la provincia di Belluno si tratta a tutti gli effetti del primo caso in cui viene applicata la nuova norma. La Procura di Belluno fa sapere in una nota che il pubblico ministero assegnatario del procedimento ha già formulato richiesta al GIP di convalida dell'arresto, poiché eseguito in quasi flagranza di reato, e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'indagato. A supporto probatorio le risultanze delle indagini finora svolte dai carabinieri della compagnia di Cortina con i militari del reparto operativo del comando provinciale di Belluno, dalle quali emerge che la condotta del 52enne presumibilmente
probabilmente può essere ricondotta alla manifestazione di una volontà di dominio sulla donna e di limitazione delle sue libertà individuali, legate al rifiuto della vittima di mantenere il rapporto affettivo con l'ex coniuge. L'inchiesta giudiziaria si annuncia complessa. La Procura ha disposto ulteriori accertamenti anche con l'ausilio di un medico legale. Archiviate le festività natalizie, l'ULSS Dolomiti fa il punto sulla rete di urgenza ed emergenza. Un periodo, 15 giorni di lavoro intenso per le nostre strutture, per i nostri servizi appunto dell'azienda ULSS 1 Dolomiti. Alcuni numeri: oltre 2.300 chiamate, più di 1.100 missioni che fanno segnare un più 12% rispetto allo stesso periodo a cavallo fra il 2024 e il 2025. 57 le uscite degli elicotteri del SUEM e 21 di queste per soccorsi sulle piste da sci. L'azienda sanitaria bellunese fa il punto sull'attività svolta durante le festività natalizie, che ha visto picchi di richieste in particolare il 27 dicembre e il 5 gennaio. Quasi 1.200 persone soccorse, il 41% delle missioni eseguite per traumi, con l'influenza e la sua temuta variante K tra i principali motivi di richieste alla guardia medica e di accesso ai pronto soccorso dell'ULSS 1, cresciuti del 5% e che si sono tramutati in un maggior numero di ricoveri che hanno raggiunto e superato quota 500. L'influenza l'ha fatta un po' da padrone in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda i nostri residenti. Nonostante le 35.000 persone vaccinate, abbiamo avuto un picco di presenza appunto di casi, di episodi influenzali, di influenza quindi di 3.500 verso appunto la fine dell'anno. E quindi l'influenza ci ha dato, come dire, parecchio da fare, soprattutto per le complicanze respiratorie che in diversi casi ha comportato. Il picco influenzale è stato registrato verso la fine dell'anno, poi il calo attribuibile con ragionevolezza alla chiusura di asili nido e materne. La copertura vaccinale è in linea con i numeri registrati fra il 2024 e il 2025, con percentuali di poco inferiori alla media veneta. Archiviate le feste, all'ULSS 1 c'è fermento per l'imminente Tour de Force olimpico. Ci stiamo appunto preparando a questo evento sicuramente importante che, ripeto, non ha niente a che fare con l'assistenza che continuiamo a mantenere ai nostri residenti o a chi viene qui a lavorare. È un qualcosa come servizio che aggiungiamo al servizio normale che facciamo, con del personale aggiuntivo, con del personale che si è prestato a utilizzare ore di lavoro loro aggiuntive a quello che fanno appunto normalmente, e quindi siamo pronti per questo evento olimpico. Si comincerà alla fine del mese di gennaio e vedrà le strutture sanitarie pronte ai blocchi di partenza, al villaggio olimpico, al Policlinico Olimpico Codivilla, all'ospedale olimpico di Belluno e nei luoghi che ospiteranno le gare. Vertenza Idro, è arrivata l'attesa convocazione richiesta dai sindacati al tavolo ministeriale. L'incontro è stato fissato per il prossimo 20 gennaio alle 11. Sarà la sede istituzionale in cui più che di crisi bisognerà prendere atto del completo disinteresse della proprietà che di recente ha delocalizzato i suoi investimenti in Polonia. Sul fronte Edin Bosch è emersa nelle scorse ore la decisione di prorogare la cassa integrazione fino al prossimo maggio, mentre si cercano investitori per salvare i 186 posti di lavoro attivi nello stabilimento di Quero Vas. Anche per la vertenza Edim i sindacati hanno chiesto la convocazione del tavolo ministeriale. E siamo giunti al termine di questa edizione. Vi ricordo subito dopo il TG, il meteo e poi le pillole di arte dedicate alla mostra in corso a Santa Caterina curata da Marco Goldini, e poi torna l'appuntamento con la sitcom Una buona giornata. È tutto dunque, ci salutiamo con la consueta rubrica dedicata alle vostre natività. Questa sera vediamo i presepi realizzati da Pietro Maria e Giuseppe Conti a Codognè, nonna Ninetta a Treviso e Sara Pagnan a Crocetta del Montello. Arrivederci.